Le priorità sono quelle di continuare l'azione amministrativa intrapresa, soprattutto terminando 2 grandi cantieri che sono quelli della nuova scuola primaria e dell'impianto natatorio, quindi del polo sportivo, quindi sono 2 opere straordinarie che sono impegnative e dobbiamo terminare entro i primi 100 giorni. Sono questi gli obiettivi che il neoeletto sindaco di Carmignano di Brenta porterà avanti nei primi 100 giorni di mandato. Coronato alla guida della cittadina dopo 8 mesi da reggente a seguito della prematura scomparsa del sindaco Alessandro Bolis, mesi difficili, ci spiega, dove ha amministrato in emergenza sia pandemica sia politica. Si è già tuffato, e non solo metaforicamente, a studiare la formazione della nuova giunta che sarà svelata la prossima settimana. 31enne con 7 anni di esperienza alle spalle da vice sindaco, rinnova l'approccio alla macchina amministrativa con lo sguardo di un giovane che guarda al futuro e alle nuove leve. Abbiamo assolutamente una squadra che per metà ha la continuità amministrativa, per l'altra metà è fatta di persone nuove, anche molti giovani, quindi da giovane voglio credere anche in energie nuove, soprattutto in ragazzi che si sono dati tanto da fare, che possono dare altrettanto tanto per la nostra comunità.